che si affronteranno questa sera per il Montebello Hockey, il portiere Edi Nicoletti e Federico Lorenzato. Poi abbiamo Simone Bolla, Pedro El Galbas, Mattia Ghirardello, Alberto Peripolli, Riccardo Rossi, Elia Canesso, Juan Farizza, Gilbert Gomez, l'allenatore il signor Mirko De Gerone. Mentre per quanto riguarda il Forte dei Marmi, Ignata e Bertozzi a difesa dei pali, e poi abbiamo Davide Motaran, Lorenzo Giovannetti, Federico Ambrosio, Jordi Burgaia, Xavi Rubio, Martì Casas, Cosimo Mattucini, Giacomo Maremmani. L'allenatore è il nostro Pierluigi Bresciani. Poi gli arbitri della serata sono Travisan e Galoppi, coadiuvati da Minonne e non vedo l'altro arbitro, lo vedremo poi nel corso della gara. Dunque Gabriele, all'andata finì 5-0, noi eravamo reduci da una stupenda vittoria in Supercoppa, forma e morale straordinario, e loro era la prima volta che affrontavano una partita in Serie 1. Tutto è cambiato. Sì, beh, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori, una partita, quella di stasera, che si prospetta almeno sulla carta diversa da quella dell'andata. Sai, rompere il ghiaccio all'esordio in campionato, specialmente per una neopromossa, non è mai semplice. Bisogna dire che il Montebello in questa prima fase di stagione ha poi concretizzato diversi risultati importanti, arrivando a quota appunto 11 punti, quindi attestandosi anche a un buon livello in ottica salvezza. Chiaro, c'è ancora tutto il girone di ritorno da fare, ma la squadra di De Gerone ha appunto messo in saccoccia punti importanti in quell'ottica, che è poi l'obiettivo della neopromossa squadra vicentina, confermarsi nella massima categoria. Sappiamo che quest'anno ci sarà a fine regular season una complicazione in più per chi lotta per la salvezza, perché ci saranno i play-out con una formula che quest'anno insomma sarà una formula sperimentale, faranno questo girone all'italiana con la metà dei punti che partiranno le varie squadre con la metà dei punti concretizzati in regular season. Vedremo. Comunque, ecco, l'importante per il Montebello è mantenersi quanto più possibile vicino, diciamo, alla zona più vicino alla 10ª posizione. In questo momento insomma sono a buon punto della loro opera. Il Forte dei Marmi d'altro canto è riuscito paradossalmente, nonostante diciamo i bocconi amari tirati giù in campo europeo, a concretizzare 4 vittorie consecutive in campionato. Non era ancora mai successo quest'anno di inanellare il filone buono. Stasera ha l'opportunità di incastonare in questo mosaico anche la 5ª vittoria consecutiva, che sarebbe la prima del girone di ritorno, perché il calendario impone questa partita prima poi della pausa natalizia, dipenderemo poi a gennaio. Quindi sicuramente importante, come diceva anche Cicio Bresciani alla vigilia di questa partita, iniziare con il piede giusto la seconda fase del campionato, che vedrà appunto il Forte dei Marmi come primo e al momento unico vero inseguitore della capolista Lodi, che qualche inciampo l'ha avuto. Esatto, Forte dei Marmi che questa sera va ad affrontare dunque questo Montebello. Ricordo all'andata finì 5-0 per il rossoblu, ma erano come ha già detto l'amico Gabriele, insomma situazioni diverse. Volevo ricordare il primo gol del campionato proprio in quella gara ad opera di Ambrosio, dopo pochissimi secondi dall'inizio. Ambrosio che adesso al momento è in vetta alla classifica cannonieri. Vediamo adesso i quintetti in pista, i signori Galoppi e Trevisan al banco dei cronometristi. Attendiamo dunque il fischio d'inizio, che dovrebbe arrivare intorno alle 21, perciò fra pochi minuti. Senza ombra di dubbio è una formazione, quella di Mirko De Gerone, che ha trovato una quadra importante. Adesso vediamo gli uomini in pista per le due formazioni. Ovviamente Nicoletti e Ignata sono indispensabili alle due squadre. Poi Ghirardello Farisa, se non vado errata, è Galbas col 5, l'altro dovrebbe essere Tirso Gomez, perciò insomma è quello che probabilmente agli occhi del mister De Gerone il meglio che può schierare. Dall'altra parte il Forte dei Marmi inizia con ovviamente Ignata in porta, Capitan Motaran, Burgaia, Casas e Ambrosio. Dunque formazione votata al tiro, all'attacco. Vediamo quello che sarà il piglio con cui si inizierà questa gara. Sicuramente importante è metterla subito sui binari giusti. Abbiamo visto proprio a Viareggio una settimana fa che poi alla lunga può diventare anche noioso. Sì, tanto si inizierà con qualche minuto d'anticipo, in realtà sono le 56, 20 e 57, quindi meglio ovviamente per
chi lavora alla stampa qualche minuto è comunque oro colato. Dicevi bene Fabrizio, anche a Viareggio insomma il Montebello ha lottato fino all'ultimo e non è stata poi una vittoria così ampia quella del CGC, un 2-1 se non vado errato. Comunque una vittoria, ecco, è arrivata con una discreta fatica, quindi è una squadra che sa soffrire e sa anche fare insomma ben gruppo. Tra l'altro Mirko De Gerone, da quella prima gara di campionato di cui parlavamo prima, ha un po' risistemato, trovato un po' la quadra in pista, mettendo sempre, contando sulla qualità dei due spagnoli nuovi che sono arrivati, appunto Pol Galbas e Tirso Gomez, contando anche sull'esperienza di giocatori di un certo livello come Farisa, che è ex Lodi ma anche ex Valdagno, insomma un galiziano sappiamo bene che ha un gran tiro anche dalla distanza, riuscito a conglomerare bene queste qualità con un gran portiere come Eddie Nicoletti, che anche all'andata nonostante il 5-0 mi ricordo fu uno dei migliori in pista. Senza ombra di dubbio. Intanto il Forte dei Marmi che manovra con Casas in fascia destra, affronta il connazionale Galbas, poi è costretto ad arretrare, da sfera lunghissima per Ambrosio che non l'aggancia, mantiene il possesso della pallina. Adesso ci prova sul primo palo, guadagna i 45 secondi per il tocco del portiere e può ritornare ad impostare. Intanto c'è il fischio del signor Galoppi, non aveva toccato l'arbitro, scusate, il portiere, dunque annullata al Forte dei Marmi la possibilità di giocare sfera. Torna in possesso di Farisa per il Montebello, i biancorossi che manovra con Ghirardello, ex Breganze. Galbas adesso attaccato da Casas, sfera all'indietro. Farisa, il regista della squadra, fa partire un tiro violentissimo, poi Motaran riesce ad impedire il contatto dell'avversario, ancora per Motaran dopo il tocco di Burgaia. Casas adesso si accentra al cerchio di centropista, fascia destra per Burgaia, punta l'avversario, si allarga all'indietro. Motaran cerca la mattonella che non trova al momento, attaccato duro, c'è la punizione in favore del Montebello, tocco di pattino di Motaran. Dunque la formazione vicentina che riparte con Farisa in possesso di sfera, su di lui si porta Ambrosio, la palla è lunga, c'è l'anticipo ma solo momentaneo da parte di Casas. Adesso Ghirardello dietro porta, non riesce a liberare prima del fischio dei 5 secondi, la punizione già battuta, ci prova Ambrosio, niente da fare, fa buona guardia a Nicoletti. Adesso è Burgaia fra due avversari, c'è il fallo di Burgaia, dice l'arbitro, la punizione in favore del Montebello. Intanto vediamo Nicoletti che ha un qualche problema probabilmente alla visiera e infatti va a pulire la visiera dopo 2 primi e 1 secondo. Niente, punizione a favore del Montebello, Gabriele. Sì, Nicoletti già protagonista di una gran bella parata. Ambrosio aveva tentato subito di sorprenderlo sul primo palo, parata proprio con il casco. Intanto mi correggo, prima avevo detto 2-1, mi ricordavo una vittoria di misura, 4-3. Poco cambia, nel senso che comunque il Montebello ha appunto dato battaglia nell'ultima partita contro il Viareggio in trasferta, anche lì doppia trasferta per la squadra vicentina. Vediamo intanto Nicoletti prendere posizione ai 3 pali, quindi possiamo tornare, Fabrizio, subito alla cronaca diretta. Eccoci qua, Farisa in possesso di sfera, avanza, cerca di allargarsi su di lui Ambrosio, molto bene, soffia sfera, punta Nicoletti, si allarga, l'appoggio poi sporcato da un avversario. Ancora un'occasionissima per il rossoblu e c'è adesso il fallo in attacco del Forte dei Marmi, primo fallo di squadra a carico del rossoblu, la punizione in favore del Montebello. Ghirardello e Farisa sulla sfera, ancora Farisa in possesso di pallina, si allarga su di lui, c'è Ambrosio ma la palla è per il Montebello che manovra con il numero 21 Tirso Gomez. Galbas adesso cerca di entrare in area, va alla conclusione, occasionissima per Galbas, buona guardia da parte di Ignata, bisogna cercare di chiudere quanto prima, ci prova adesso dalla media distanza, la sfera al centro dell'area è però intercettata dal bravo Nicoletti. Dunque niente da fare, Galbas che torna in avanti, poc'anzi pericolosissimo in azione solitaria, adesso 2 su di lui, c'è il fallo di Ambrosio che vale il secondo fallo di squadra a carico del rosso-blu, dunque la punizione in favore dei biancorossi. Battuta in questo momento ancora Farisa, regista arretratissimo, la sfera per Galbas, Ghirardello adesso, Farisa,
Farizza ancora, cerca di allargarsi, arriva al limite dell'area, tenta il tiro, niente da fare, la sfera conquistata da Burgaia, da questi a Casas che cerca di metterla al centro, ancora per Burgaia, supera un avversario, poi la piazza là, ma c'è il fallo di lunetta, dice l'arbitro, da parte di Ambrosio, la punizione in favore del Montebello ancora. 21:37 da giocare nel corso del primo tempo, il risultato fermo sullo 0-0, una buona occasione per il Montebello con Galbas in azione solitaria. Adesso è ancora Casas per Ambrosio che non arriva alla deviazione, sfera all'indietro, Forte dei Marmi pericoloso in più occasioni, ma buona guardia del portiere Nicoletti, portiere di grande esperienza, un trascorso in Spagna importantissimo per lui. Ancora Ambrosio, Motaran il più arretrato, cambia con Ambrosio, si allarga Motaran, la sfera è per il tiro di Casas, ancora per il rosso-blu, formazione del Forte dei Marmi che continua a manovrare, sfera al centro, prova la deviazione ma non riesce Burgaia, scambia adesso con Ambrosio, Ambrosio che si porta al centro dell'area, Motaran cambia per Casas che prova ad appoggiarla per la deviazione, niente da fare, ancora Motaran in possesso di pallina, sfera all'indietro, Burgaia, cerchio di centropista, fascia destra per Casas, avanza, supera un avversario, non il secondo, è Galbas nello specifico, che poi alleggerisce su Farizza che torna in avanti in fascia destra, poi si accentra, cerca un compagno, lo trova in Ghirardello. Guai a farsi trascinare dalla troppa frenesia di voler cercare la rete, sarebbe un grave errore che soprattutto permetterebbe al Montebello di giocare su ampi spazi. Tanta attenzione perché proprio Tirso Gomez aveva tentato di infiltrarsi tra i ranghi della difesa Forte Marmina, riuscito in qualche modo a controllare proprio Marti Casas che con 10 reti è un po' sottotono rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa stagione in quanto a fase realizzativa. Intanto Motaran prova e ci riesce a recuperare sfera, vediamo se il Forte può tentare di reimpostare l'azione con Ambrosio. Ambrosio possesso di pallina, supera il primo avversario, non il secondo, aveva tentato l'azione personale, attenzione Ghirardello, il tiro passa al lato, poi c'è Gomez ma non riesce nella deviazione, ancora attaccato, dall'altra parte Gomez ancora cerca un compagno, lo trova in Farizza, avanza, il tiro di Farizza è duro ma dritto per dritto risponde il nostro Riccardo Gnata, adesso Burgaia prova un gioco di prestigio, riesce solo per metà e dunque il Montebello può reimpostare l'azione d'attacco. Intanto si sono andati 5 primi e 36 secondi, il risultato 0-0, 2 falli rossoblu a quota 0, ancora il Montebello che attacca con Farizza, si porta nel cerchio di centropista, poi smista per Tirso Gomez a sinistra, ancora il numero 21 per Galbas, il connazionale, attaccato, la sfera recuperata da Burgaia, va Burgaia, tutto da solo per Casas, il tiro di Casas, Nicoletti va a fermare, poi la sfera finisce sul retro della porta, si riprende dunque con l'ingaggio all'angolo basso alla destra di Nicoletti. Sì, qui si è lamentato giustamente Motaran, era da solo sul secondo palo, lì Casas ha visto soltanto la porta, ha tentato di sorprendere Nicoletti sul primo dove è veramente difficile sorprendere il portierone vicentino. Forte mi sembra molto lanciato in attacco Fabrizio, molto propositivo ma non sta curando in maniera eccessiva proprio la fase difensiva dove questo Montebello tra il tiro potente dalla distanza di Farizza ma soprattutto con la velocità sia di Tirso Gomez che di Galbas spesso riesce a infilarsi e arrivare dalle parti di Gnata con efficacia. Poi bravo il portierone finora del Forte dei Marmi anche in questa occasione proprio su Tirso Gomez. Proprio su Gomez che ha avuto un'occasionissima, bravo Gnata a sventare ma bisogna fare decisamente molta attenzione. Intanto la palla colpisce alle spalle Ambrosio, l'arbitro dice che si può proseguire, Ambrosio chiedeva una sfera alta e insomma considerando anche Ambrosio il pattino probabilmente aveva anche ragione. Intanto è Motaran che va a disturbare Galbas, Galbas al centro, fa correre per Gomez, su di lui va Ambrosio, gli porta via sfera, rilancia ma c'è l'anticipo di Galbas, poi per fortuna va a recuperarla ancora Ambrosio, grandissimo, vola dall'altra parte ancora Ambrosio, supera un avversario, la mette di là, il tiro con il casco, questa volta si salva Nicoletti, adesso Farizza, attenzione, finisce a terra e l'arbitro assegna il fallo numero 3 a carico del Forte dei Marmi quando c'è il time out
17:35 alla fine del primo tempo, risultato 0-0 fra GDS Impianti e Montebello. Dunque 3 falli per i rossoblù a quota 0 gli uomini di Mirko De Gerone, e sicuramente avrà qualcosa da dire Pierluigi Bresciani. Sì, soprattutto per la fase difensiva, perché offensivamente il Forte si è fatto molto vedere dalle parti di un Nicoletti per il momento in serata di grazia, nel senso che ha parato ogni cosa. Tra l'altro bellissime entrambe le parate di casco del portiere vicentino, però a livello difensivo il Forte deve ritrovare un po' la sua calma, quella che per esempio ha dimostrato contro il Correggio. Ritmi alti contro la squadra di Mirko Bertolucci, però difensivamente quasi ineccepibile il Forte dei Marmi. Stasera qualche sbavatura in questi primi 7 minuti e 25 secondi l'abbiamo vista in più di un'occasione. Deve un po' registrarsi, ecco, bene la squadra in campo, soprattutto non deve avere la frenesia di lanciarsi all'offensiva. Ha maggiori qualità, ed è innegabile questo, rispetto al Montebello. Deve riuscire a trovare la calma per andare in porta con efficacia. Anche Casas, ma anche lo stesso Ambrosio, che forse insieme a Burgai è stato uno dei migliori in pista finora, anche con quel passaggio di prima, a voler subito cercare la verticalizzazione anziché prima alzare lo sguardo e vedere dov'è un compagno. Intanto il primo cambio, turno di riposo per Ambrosio, dentro Xavi Rubio, dall'altra parte ancora immutato il quintetto di Mirko De Gerone. Dunque ci prova ancora il Montebello, usufruito di questa punizione, presumibilmente per Farizza. Vediamo quelli che saranno i correttivi delle due formazioni, soprattutto quelli del Montebello, visto che è lui che ha chiesto il time out. Attenzione, Gomez la mette al centro, ma la sfera schizza lontana, poi la recupera ancora Farizza per i suoi, finta il tiro, si allarga Farizza, supera un uomo, cerca di andarsene, però lì c'è Xavi Rubio che gli impedisce la giocata. Poi va alla conclusione, ma è un tiro forzato, la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi con Rubio che torna in avanti. E proprio Xavi Rubio è stato il cambio, l'asso scaricato da Pierluigi Bresciani in pista. Un ottimo cambio, direi, anche perché lui è un giocatore, a parte che sta dimostrando soprattutto in questi ultimi tempi di dare anche una certa continuità di prestazioni, e poi è un giocatore che ha un po' più di intelligenza anche difensiva, può dare un po' più di tranquillità nelle retrovie. Tanto vediamo che il Montebello è tornato in possesso di sfera, si lamenta Rubio con l'arbitro, voleva il fallo che il signor Galoppi non ha fischiato. Siamo dall'altra parte con Farizza al centro per Ghirardello che fa la conclusione. Ghirardello è ignata, la sfera è altissima, dunque la punizione stecca altissima, niente da fare. Dicevo, Ghirardello è ignata, intanto il missile di Motaran fa la barba al palo, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. La punizione per il Montebello, riuscirò a finire il discorso. Ghirardello e Ignata cresciuti insieme fin dalle giovanili, si conoscono molto molto bene, tutte e due nelle file del Breganze. Intanto buon pressing da parte di Motaran, adesso per Motaran, buona l'idea, lo scarico, attenzione che ci prova sul primo palo Galbas, non gli riesce, poi Burgaia con caparbietà porta via sfera, rimposta l'azione per il rossoblu, avanza, esce dalla zona buia, ancora lui si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, trova un compagno in Rubio, da questi a Casas, dall'altra parte per Motaran per Rubio ancora, e ancora Casas in possesso di pallina. Casas che adesso va a prendere il suo minuto di riposo, rientra Ambrosio. Dunque Burgaia in possesso di sfera per Ambrosio che si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, serve Motaran, si allarga Motaran e poi l'appoggio in profondità per Ambrosio, va a recuperare sfera all'angolo, siamo al limite, ci prova adesso con l'incursione da fuori Xavi Rubio, ancora bravo Nicoletti, adesso tocca a Motaran portare il pericolo, sfera che schizza lontana, va a riconquistarla ma solo momentaneamente Ambrosio, lotta all'angolo, alla meglio Galbas che può rimpostare l'azione per i biancorossi vicentini. Ghirardello in possesso di sfera, intanto si prepara Peripolli, capitano della formazione, Alberto Peripolli, vicentino doc. Farizza in possesso di sfera, cerca e trova Gomez, il tiro dalla distanza, la deviazione di Riccardo Ignata sulla ribattuta, il più lesto a prendere sfera è Galbas che è costretto però a passare
Poi c'è il fallo di Calabas, la punizione fuori del Forte dei Marmi, sale ad 1 il score per quanto riguarda i falli del Montebello. Ancora la manovra, Casas per Xavi Rubio, attaccato alla meglio poi Burgaia che cerca l'appoggio ma la sfera schizza lontana, attenzione al centro, ha sbagliato il tutto, riparte Burgaia per Burgaia ancora in area di rigore, questa volta ci mette una pezza in una qualche maniera Farizza, ancora Burgaia, poi momento di confusione, sfera che rimane lì, Farizza la porta via, supera un avversario, poi ancora Burgaia a murarlo, che recupera pallina e la porta in avanti per Xavi Rubio, esce dalla zona buia, Rubio all'indietro per Maremmani, subentrato a Motaran. Dunque il nostro Giacomo in pista, ancora Maremmani, dietro porta c'è Ambrosio che va a ricevere, adesso cerca di farsi vedere, Maremmani ci prova e anche in questa occasione però il portiere riesce a fermare, buona l'idea. Ancora Burgaia in possesso di sfera dietro porta, si ferma, la mette al centro per il tentativo di girata di Ambrosio che però passa al lato, ci ha provato spalle alla porta, tiro no look, non è stato fortunato. La sfera in avanti per Farizza che se la deve vedere con Maremmani che riesce a fermarlo, recupera la sfera dunque la formazione della CDS, Maremmani poi se la allunga, poi la domestica su Ghirardello, la appoggia per Burgaia, da questi a Rubio, deve uscire, ecco lo fa in questo momento dall'antigioco, Rubio poi ci prova sul primo palo, sfera che rimane lì, Rubio la recupera ancora con un po' di fortuna, la cede all'indietro per Maremmani e io credo che a questo punto della gara, visto l'andamento là in mezzo all'area di rigore biancorossa, il Forte dei Marmi meriterebbe il vantaggio. Ma senza dubbio ha creato molto di più il Forte rispetto al Montebello, però bisogna tirarla dentro in sport come l'hockey. E attenzione, intanto ancora Ambrosio schizza la pallina, colpisce al volto il goleador rossoblu, al momento capocannoniere con 23 centri, rimane Dolorante a terra, gli arbitri giustamente hanno fermato il gioco. Dicevi appunto giustamente, il Forte meriterebbe anche di riuscire a centrare la rete, però vuoi per merito di Nicoletti, vuoi anche un po' di sfortuna, perché sul tapin prima di Maremmani ci ha messo fortuitamente la stecca Farizza, penso si sia ritrovato il possesso sulla stecca senza nemmeno volerlo il galiziano in forza al Montebello, però è un Montebello che comunque non sta sfigurando qui su una pista tutt'altro che facile, insomma, per tutte le compagini di Serie A1, la pista dei campioni d'Italia in carica. Sta facendo veramente una gran bella partita combattiva, non sta affrontando il Forte senza timori reverenziali Fabrizio, e questo per una squadra soprattutto neopromossa, poi comunque che ha nella velocità anche un po' il suo punto di forza, può essere uno sprint in più. Forte deve soprattutto trovare la calma, le migliori azioni, quelle più eclatanti, le ha avute proprio ragionando, magari guardando e cercando il compagno con un assist più illuminante, come appunto prima Maremmani, ancora prima Casas che è stato murato da Nicoletti, ma sull'assist appunto illuminante di Ambrosio. Non deve agire con la fretta, ha più qualità e il gol alla lunga può anche arrivare, come dice spesso anche mister Bresciani, non serve vincere poi 14-0, basta un gol per fare la differenza. Senza ombra di dubbio, anche perché è il bel gioco che poi ci porta a segnare, l'abbiamo detto ormai 1 miliardo di volte, Forte dei Marmi ha gli uomini per trovare la via del gol, deve soltanto lavorare con calma senza avere precipitazioni, soprattutto senza andare a cercare obbligatoriamente la via della rete. Intanto c'è il fallo di Ghirardello su Burgaia, gli sposta la stecca, dunque secondo fallo di squadra a carico del Montebello, a quota 3 il Forte dei Marmi. Tutto pronto, Rubio sulla sfera per il tentativo che si stampa però sul parastinchi di Ghirardello, da questi a Burgaia, Burgaia dall'altra parte per Rubio ancora, per Burgaia, Rubio percussione in fascia destra, cerca un compagno, poi l'appoggio per Burgaia, la tocca il portiere facendo il signor Trevisan, dunque il Forte dei Marmi torna ai 45 secondi per arrivare alla conclusione che la tenta in questo momento, ma attenzione, porta via sfera il Montebello, ma buon per noi che Burgaia la recupera, Burgaia che punta l'avversario, lo supera, poi serve Ambrosio, attaccato duro, terzo fallo anche per il
terzo fallo anche per il Montebello, che al momento ha fatto entrare in pista il capitano Alberto Peripolli e il numero 14 Canesso. Dunque inizia la cirandola dei cambi anche per la formazione allenata da De Gerone. Ancora la sfera per Burgaia, da questi a Rubio, supera l'avversario Rubio, la mette al centro, ma Farizza veramente fa una fase difensiva importantissima. Adesso è Maremmani deve vedersela con Peripolli, lo supera in velocità prima di scaricare su Rubio, che torna a sfera per Ambrosio dietro porta, cerca un compagno, poi però la pallina è riconquistata da Farizia, che riportano avanti i suoi. Ancora il Galiziano, il tiro dalla lunga distanza stoppato, la sfera recuperata ancora da Ghirardello. Canessa ancora, cerca e trova Peripolli, Canesso ancora in avanti in fascia sinistra, attaccato da Rubio, costretto a girare sfera all'indietro, lontanissima per Farizza, nel presso del proprio portiere, che la spara in avanti come riesce. La recupera Ambrosio per il rosso-blu, dunque GDS che torna alla manovra, schierato il Montebello, attenzione, che prova a tirarla dentro e ce la fa con una magia, ci aveva già provato nel corso dei primi minuti, ed è Ambrosio, il killer del Montebello, che va a segnare l'1-0 per il Forte dei Marmi. Ha fintato di passare dietro porta, poi in realtà l'ha appoggiata alle spalle del portiere, che si era mosso di quei pochi centimetri e ha consentito alla pallina di entrare. Sì, diciamo un gol nato dalla perspicacia di Ambrosio, ma anche da l'unico vero infortunio, tra virgolette, di Edi Nicoletti, che qui dava ormai per scontato la manovra di Ambrosio dietro porta, aveva già spostato il suo sguardo sul giocatore che stava entrando al rimorchio, mi pare fosse Marti Casas, e quindi si era mosso quel poco dal palo che ha permesso poi all'italo argentino, veramente con un guizzo, era già praticamente con i pattini dietro porta, di toccargli il gambale con la sfera e farla carambolare al di là della linea di porta. Gran bel gol, soprattutto perché adesso, con ancora qualche minuto da giocare in questo meno di 10 minuti da giocare in questo primo tempo, riuscire ad andare 1-0 anche psicologicamente, Fabrizio, ti dà quel quid in più per ragionare con maggiore calma. Tanto time out chiamato proprio da Pierluigi Bresciani, che evidentemente l'aveva chiamato prima di questo gol, ma sta cercando di chiedere appunto ai suoi un po' di calma. Farei una piccola chiosa ribadendo un po' anche quello che avevo accennato prima su Xavi Rubio. Anche stasera è entrato in pista da qualche minuto, ma la fase difensiva con lui ha subito svoltato, anche quel contropiede del Montebello subito stoppato, su cui poi Burgai ha fatto ripartire l'azione. La stecca, il lavoro sporco lo ha fatto proprio Xavi Rubio. È uno di quei giocatori che magari non si vedono a livello eclatante, ma fanno quel lavoro sporco che è essenziale per la buona riuscita delle partite. Intanto Farizza ha un possesso di sfera, ancora lui, la cambia per Peripolli, che gli ritorna sfera all'indietro nei pressi del proprio portiere. Il blocco adesso consente a Ghirardello di andarsene dietro la porta, poi il filtrante è però riconquistato dal Forte dei Marmi, con Ambrosio che va al tiro e al raddoppio! Ambrosio, una sentenza! Insomma, se n'è andato, si è allargato, ha messo a sedere il portiere e l'ha insaccata là dove nessuno può arrivare, quando sono passati 15 e 27, cioè dopo 30 secondi, 2-0. Sì, appena poco più di 30 secondi dal primo gol, come dicevo, dice tanto a livello psicologico, sia per chi ha fatto il gol che per chi l'ha subito. Qui dormita difensiva generale del Montebello, gran giocata di Ambrosio, poi quando gli lasci quello spazio a lui che è stato finora murato a uomo da Farisa, gli lasci quel cono visivo in cui può centrare la porta e lui non sbaglia, l'ha messa veramente chirurgicamente sotto la traversa. Gran gol questo di Ambrosio, che sale quindi a quota 25 centri, mentre qui il tentativo di Maremmani finisce per colpire in pieno al volto proprio Mattia Ghirardello, rimane a terra molto dolorante il numero 6 del Montebello. Direi che insomma chiamano subito i sanitari, addirittura da bordo pista agli arbitri. Probabilmente insomma sarà, non glielo auguro a nessuno, ecco, di prendere una pallina. Io una volta l'ho presa su un braccio in una tribuna stampa, deve fare veramente tanto male, Fabrizio. Anche perché questa l'ha presa praticamente da 2 metri di distanza, una fiammata mostruosa, ovviamente
Rimane a terra, adesso vediamo quello che faranno i sanitari, ma probabilmente dovrà, no, senza probabilmente, deve uscire ovviamente. Adesso vediamo quello che sarà, o comunque speriamo che non sia niente di grave. Tutte le squadre del Montebello è là e a fianco ai sanitari. Intanto vediamo che si allontana, ovviamente non riusciamo a vedere quello che succede, ma sì, molto dolorante ma cosciente, ci sembra Mattia Ghirardello, vediamo che muove il braccio, quindi si era accasciato a terra ovviamente dal botte e dal dolore il numero 6 vicentino. Proprio al lavoro sul suo volto i sanitari della Croce Verde, se non vado errato, di Forte dei Marmi, che danno sempre un buon supporto qua all'hockey, sono sempre presenti qua alle partite di campionato. Vediamo all'opera, prezioso anche il loro aiuto. Stanno cercando, probabilmente ci sarà del sangue, immagino, stanno cercando di applicare anche del ghiaccio sul volto di Ghirardello. Vediamo tutte le squadre, giustamente entra anche la Barella, quindi probabilmente, sicuramente Ghirardello dovrà uscire, purtroppo evidentemente non ce la fa sulle sue gambe, tanto è stata potente la fiammata di Maremmani che è finita proprio sul suo volto. Mentre qui mancano 9:05 alla fine del primo tempo, 2-0 per il Forte dei Marmi, doppietta di Federico Ambrosio, il capocannoniere, lo ricordavamo anche prima Fabrizio, 25 reti per ora in saccoccia. Aveva iniziato una specie di lotta a distanza con i bomber del Lodi, Martinez, poi in realtà Martinez si è preso un po' una piccola pausa in quelle due gare che il Lodi aveva perso, mentre qui scatta l'applauso giustamente sia per i sanitari che per Ghirardello, che viene caricato ora proprio sul trasportino per poi essere portato sulla barella. Vediamo il ghiaccio applicato al suo volto. Dicevamo appunto di questa sfida, no, del capocannoniere Fabrizio. Adesso Ambrosio 25 reti, alle sue spalle, se non vado errato, c'è Cancela, comunque ha un minimo margine che gli permette, già lui c'ha Steccadoro dello scorso anno, di mantenere questa piccola leadership. Senza ombra di dubbio, anche perché poi vediamo che è uno di quei giocatori, Ambrosio, che insomma riesce poi a trovare sempre la via in ogni maniera. È veramente un giocatore completo, oltretutto una punta che vince la Steccadoro e che fa una fase difensiva importantissima, perciò è un giocatore veramente essenziale per le squadre in cui gioca. Intanto vediamo che Ghirardello viene messo stanno preparando per portarlo sulla lettiga, ovviamente lo hanno coperto il ghiaccio, adesso lo stanno immobilizzando. Io non credo, visto che si stava muovendo, perciò non credo che sia, però sicuramente molto traumatica la cosa, perché insomma ha preso una pallata da pochissima distanza, un tiro violentissimo, e probabilmente dovrà essere accompagnato dai sanitari a fare un qualche controllo, immagino, visto che stanno preparando il tutto. Insomma, speriamo bene, ecco, che non riporti dei problemi particolari. Non credo che sia soltanto un problema, insomma, stiamo a vedere, cercheremo di avere notizie poi nel proseguo, anche per cercare di tranquillizzare tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, facciamo ovviamente i nostri migliori auguri di guarigione a questo punto a Ghirardello, che verrà sicuramente trasportato via dai sanitari, lo stanno appunto imbracando come è diciamo d'obbligo per il trasporto in barella. Vediamo anche Ignata lì insieme a Edi Nicoletti ai piedi del giocatore steso a terra, che comunque ci sembra anche dalla nostra postazione comunque cosciente, lo hanno immobilizzato al collo con il ghiaccio sul volto. Anche i suoi compagni di squadra non sembrano comunque così drammaticamente preoccupati, evidentemente sì, ci confermano che è cosciente, che abbiamo visto appena muoversi. Evidentemente è proprio stata la botta, come dicevi tu, da distanza veramente ravvicinata, perché poi la palla di Maremmani si è subito innalzata verso l'alto. Ovviamente non l'ha fatta apposta il numero 77 del Forte Marmi, che anzi si è andato subito a scusare, è stato il primo a assistere l'avversario. Chiaro, quando capitano queste cose, purtroppo l'hockey è uno sport, si gioca senza protezioni per vari motivi, giocatori di movimento, può capitare di prendere una di queste palline, tra l'altro sono palline piene, insomma fanno molto male, specialmente se dopo un tiro a piena potenza come quello che ha subito al volto proprio Mattia Ghirardello. Lo vediamo lì adesso ormai praticamente
con l'imbraccatura di d'ordinanza. 4 tutti i sanitari intorno al suo corpo. Se dovranno portarlo via ovviamente bisognerà aspettare che torni poi l'ambulanza, o se c'è già un presidio pronto, perché non si può ovviamente giocare senza, no, la presenza di un presidio medico a bordo pista. Eccolo qui che adesso, quadrato dalle nostre telecamere, lo stanno per caricare sulla barella, mentre intanto tutti gli altri giocatori stanno chi più chi meno riscaldando in pista per mantenere un po' appunto i muscoli caldi. Abbiamo visto adesso il gesto e stava parlando con uno dei sanitari. Ho visto prima un cenno fra la tribuna e un giocatore del Montebello che faceva cenno del sopracciglio, probabilmente la pallata ha creato un taglio, qualcosa, ora non so con esattezza, ma insomma ci auguriamo, ecco, che possa ovviamente quanto prima riessere qua a giocare a hockey. Intanto le squadre fraseggiano per evitare di raffreddarsi. Serata strana, prima dell'inizio siamo stati 15 minuti senza energia elettrica, adesso questo. Non vorrei essere un giornalista che deve poi chiudere il pezzo in orari precisi, insomma, stasera. Ecco, ti ringrazio per per la vicinanza emotiva, Fabrizio. E tanto qui giustamente arriva l'applauso per Ghirardello, e viene anche salutato da compagni ed avversari proprio adesso che viene trasportato fuori dalla pista. Immagino ci sarà un po' di ritardo, oltre a quello appunto per l'assistenza medica al giocatore del Montebello, perché bisognerà aspettare il presidio. Vedremo quello che decideranno gli arbitri, o se c'è già appunto un presidio medico presente o comunque qualcosa per garantire il pronto soccorso ai giocatori in pista. Vediamo che i due arbitri si stanno parlando a distanza, sembra in realtà tutto pronto per ricominciare, Fabrizio, quindi forse non ci saranno, ecco, i ritardi che un po' io temevo e comunque un po' tutti temevamo, perché poi è chiaro, quando si ferma il gioco non è mai piacevole. Sembra che tutto sia pronto per ripartire. Ripartiamo quindi con il Montebello, anche perché solitamente sono 2 le squadre di soccorso presenti al Palasport. Ora io non so nello specifico, ma solitamente ci sono 2 squadre. Intanto è il Montebello che riparte quando mancano 9 minuti alla fine con il tentativo dalla lunga distanza, poi la parata di Riccardo Ognata aveva addosso a sé Galbas a terra e l'arbitro assegna un ingaggio. Dunque vediamo chi andrà all'ingaggio. È Rubio, mentre dall'altra parte dovrebbe essere Gomez. Alla meglio Rubio che avanza in fascia destra, ancora lui all'indietro per Casas, recupera sfera, serve Maremmani per Rubio, per Casas ancora, Casas per Rubio, il missile di Rubio, la deviazione, sfera che si impenna, la recupera Gomez, poi gliela soffia via Casas, arriva in area, va al tiro, c'era libero Mattucini sul palo lontano, ma Casas quando vede la porta veramente diventa incredibile. Bravo comunque il portiere Nicoletti a fermare. Gomez al centro per il tentativo di Peripolli, niente da fare, attaccato da Maremmani, poi si intromette anche Mattucini, ma Peripolli resiste, da sfera all'indietro per Gomez che ci prova dalla lunga distanza, svallina intercettata ma solo momentaneamente dal Forte dei Marmi. Ancora Galbas per Peripolli, per Galbas ancora che tenta un alza e schiaccia che però non funziona. 3 secondi, niente da fare, soffia a sera Casas, supera tutti, non supera però l'uscita di Nicoletti. Ancora una buona occasione per il rosso-blu, una buona risposta del portiere. Siamo dall'altra parte, Gomez all'indietro per Canesso, da questi a Peripolli, ancora Gomez, poi il tentativo di Canesso, Sera che schizza lontana, va a lottarla lo stesso Canesso, il nostro Xavi Rubio. Adesso è Peripolli in possesso di pallina, ma la meglio Rubio che se ne va, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, torna a manovrare, grande intelligenza tattica. Ci prova adesso, si prima attenzione sull'appoggio di
Maremmani, il nostro Casas, niente da fare, attenzione Galbas che vola come un treno in fascia destra, la conclusione attraversa tutta l'area, sfera che schizza lontana, la recupera Gomez, da questi a Canesso, ancora lui, al centro però c'è Mattucini che fa buona guardia, poi la spazzata di un Tirso Gomez in fase difensiva, la sfera recuperata da Casas, allargata per Rubio, deve uscire dall'antigioco, lo fa in questo momento, fraseggiano i due, la sfera ancora per Rubio, per Maremmani, Maremmani a destra c'è Casas, per Maremmani cerchio di centropista, avanza all'altezza della tre quarti, percussione di Maremmani, ci prova, niente da fare, l'uscita del buon Nicoletti impedisce la conclusione, Galbas dall'altra parte, intanto ricordo il Forte dei Marmi che torna in avanti, Mattucini che ci prova, miracolo questa volta di Nicoletti che la ferma in due tempi, ma la ferma, poi ancora Rubio, ci prova Rubio, ancora Nicoletti, errori del Montebello, un paio in un minuto, smanacca alla grande De Cerone, dà ben ragione Mirko De Cerone, intanto il cambio è rientrato Farizza a dare un po' di senso alla difesa del Montebello che è stata parecchio ballerina senza il giocatore galiziano. Ancora Farizza al tiro, smanaccia, sfera all'indietro, imposta il Montebello, si difende la GDS Impianti. Sì, tra l'altro errori anche della difesa vicentina che avevano portato il Forte poi a raddoppiare, perché anche il tiro di Ambrosio era appunto arrivato su una dormita generale della retroguardia biancorossa. Tanto ancora il Forte in avanti con Casas che prova a gestire intelligentemente, stavolta non va subito a cercare la porta, scambia con Maremmani, ancora Marti Casas e Maremmani a cavallo della linea di centropista, poi arriva Xavi Rubio, voleva un passaggio più preciso lo spagnolo. Casas ancora Maremmani, Xavi Rubio va in profondità, Casas vorrebbe essere servito, Xavi Rubio si va un po' a incuneare a bordo della pista, però guadagna un importante fallo di squadra. Sale dunque a 4 il Montebello, a quota 3 il Forte dei Marmi, pronto al cancello il capitano Motaran, si prepara anche il giudice di questa gara, Ambrosio, che veramente è quello che ha fatto lo step al 15esimo in 30 secondi, 2-0. Ancora Rubio, allarga per Maremmani, punta l'avversario, la dà all'indietro per Casas, percussione dall'altra parte per Rubio, supera un avversario, poi si ferma all'altezza della porta, sfera all'indietro Maremmani, boom! Poi la deviazione sul suono di sirena, sfera alta, punizione in favore del Montebello. Allora, partita che per il momento è decisa, appunto come ricordavi tu, da Federico Ambrosio. È chiaro che l'annuncio anche della bimba che arriverà poi a giugno l'ha rivitalizzato, decisivo contro il Correggio, ha segnato con il mercoledì il gol che ha aperto le marcature contro la squadra di Mirko Bertolucci, che ha consolidato di fatto il secondo posto in classifica, importante anche per la Coppa Italia. Dopo magari ne parleremo se ci saranno momenti morti in questa partita. Intanto attenzione, perché proprio Farizza, dopo aver scardinato praticamente la porta di Ignato trascinandosi dietro Xavi Rubio, Quistecca si è incastrata nella rete, tentato anche il tiro un po' fuori misura, quindi un po' lui l'uomo insieme a Paul Galbas il più pericoloso del Montebello. Dicevamo di Ambrosio, entratore in pista con il numero 5, il bomber che finora decide la partita. Sarà un futuro papà proprio in periodo di solito arriva la finale scudetto, in quel periodo speriamo che magari possa, facciamo tutti gli scongiuri del caso, se non festeggiare quantomeno giocarsela quella finale. Ancora Forte dei Marmi comunque che può gestire l'azione. Senza ombra di dubbio è un piacevole evento quello che aspetta da qualche mese Ambrosio. Ovviamente da parte mia, credo da parte di tutti, gli auguri a lui e a Valentina, insomma la moglie, per questa importante partita che veramente è una di quelle molto importanti. Attenzione al centro, ancora Ambrosio, poi viene messo giù, l'arbitro dice che si deve rialzare e poi spiegatemi perché dopo che ha superato un uomo come Farisa si dovrebbe buttare a terra, visto che non c'è più nulla fra lui e la porta. Comunque questa è la decisione del signor Galoppi, come si suol dire era posizionato meglio di noi, si dice così solitamente. Intanto il tiro passa abbondantemente al lato, la sfera recupera per i Polli che rimposta l'azione, si difende la CDS Impianti, c'è il fallo
in favore del Montebello. Sì, probabilmente ha giudicato veniale quel contatto lì in area. Ambrosio aveva un po' perso il contatto con la sfera, quindi tra quello e forse il tentativo di magari guadagnarsi un rigore nel momento in cui non riusciva più a arrivare con tempestività sulla sfera. Tanto qui attenzione, tentativo ancora di Fariza, guantone di Richignata che respinge, ma concede altri 45 secondi al Montebello che arriva sulla seconda pallina. Quindi niente da fare per il Forte per quel rigore. Comunque conduce la partita sul 2-0. 2-0, intanto ancora Ambrosio soffia sfera, imposta per Burgaia, si allarga, si accentra per Casas, controllo di pattino di Maremmani, la punizione in favore del Montebello. Attenzione per i Polli, cerca di metterla al centro ma non c'è nessuno, arriva il Forte dei Marmi con Maremmani. Maremmani ancora, cerca e trova Burgaia. Motaran, Maremmani, provvidenziale poc'anzi in fase difensiva, chiama alla velocità il nostro Gigio Bresciani. Ancora Maremmani in possesso di sfera per Burgaia che riesce alla conclusione, il gol di Maremmani. Grande sfera per Burgaia che gliela ritorna e di prima intenzione Maremmani fa 3-0 quando manca un primo e 22. E dunque importante la conclusione del nostro Giacomino. Dunque 3-0 quando manca 1 minuto e 22. Bella azione, bella conclusione. Niente po' Nicoletti in questa occasione. Sì, una triangolazione praticamente perfetta, Ambrosio con Burgaia, e poi Burgaia veramente quest'anno in versione assist man è fenomenale. Attenzione perché ancora Ambrosio tenta addirittura sotto la gamba di sorprendere Nicoletti, non ce la fa, respinge bene il portierone del Montebello, però ancora Forte dei Marmi con Maremmani, scambia ancora con Burgaia, l'autore dell'assist splendido per l'ultimo gol del Forte, viene cinturato da Juan Farisa, quindi quinto fallo di squadra per il Montebello, palla al vertice basso dell'area. Tanto battuta in questo momento, Maremmani all'indietro per Motaran, poi non si intende con Ambrosio, la sfera recuperata dal Montebello. Galbas, poi arriva Ambrosio, commette fallo, c'è il quarto fallo a carico del rossoblù. Gomez si prepara alla battuta, siamo al vertice basso alla destra di Gnata. Galbas fra due avversari, sfera all'indietro per Farizza, da questi a Peripolli, il blocco di Gomez, la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 32 secondi alla fine del primo tempo che ha visto il gol di Ambrosio al 15esimo dopo che il Forte dei Marmi aveva avuto diverse occasioni, poi una trentina di secondi dopo il raddoppio ancora di Ambrosio. Maremmani al 23:30 fa 3-0 e quando mancano 15 secondi alla fine il Forte d'Armi può arrivare fino a conclusione. Vediamo Motaran, la percussione, poi al momento della conclusione c'è però la smanacciata avversaria, ci prova adesso il Forte dei Marmi, niente da fare, si chiude il primo tempo sul risultato di 3-0, dunque Ambrosio e Maremmani pagano per il momento. 5 falli del Montebello, a quota 4 il Forte dei Marmi. E Gabriele, le ultime parole di questo primo tempo. Il primo tempo iniziato con, in maniera molto diversa rispetto alla gara di andata, con un Montebello molto agguerrito che per quasi un quarto d'ora praticamente ha dato battaglia tenendo testa a un Forte dei Marmi tanto sfortunato, poi arriva il gol di Ambrosio, spezza gli equilibri e da lì in poi è tutto sul velluto per il Forte. Veramente gran bella partita questa, con un Montebello che però non è ancora piegato del tutto. Senza ombra di dubbio, comunque un 3-0 che consente al Forte dei Marmi di andare al riposo e di poter studiare quella che sarà poi la strategia del secondo tempo con maggiore tranquillità. Il mio grazie all'amico Gabriele Buffoni per il commento, il grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese. Noi ci risentiamo nel secondo tempo, la linea allo studio. Per sognare, viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luce.
e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. Da tempo se ne parla sul pontile che questa squadra mostra un grande stile, cresciuta forte all'ombra del fortino e in piazza del Pozzetto cittadino. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi patti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. Mandiamo sempre in pista dei campioni che al forte poi diventano dei leoni. Sarà quest'aria piena di salmastro che spinge sempre in alto un vero asso. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi patti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu.
Riprendiamo la linea qua dal Palasport di Forte dei Marmi, le squadre si stanno preparando per l'ingresso in pista. Io nel frattempo vi ricordo che a fine gara la VNT Vetizia, la birra della Versilia prodotta in Seravezza, premierà il top player delle due squadre e ovviamente ci sarà una giuria come al solito qui fatta da esperti e da appassionati che daranno la loro preferenza, andando a identificare quelli che sono stati i giocatori più importanti di questa gara da una parte e dall'altra. E questa sera vogliamo dirvi della Golden Ale, una Pinky veramente importante, bassa gradazione ma ottimo sapore. Intanto si riprende a giocare al Palasport di Forte dei Marmi. L'appuntamento è con la Vetizia VNE Birra della Versilia e per il fine gara, dove andremo a vedere chi si aggiudicherà le due magnum in premio questa sera. Intanto per i polli portasfera, con lui in pista Galbas, Farizza e Gomez, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con Xavi Rubio, per Ambrosio, Casas e Giovannetti. Questa è la formazione del rossoblu, ovviamente Nicoletti e Gnata sono imprescindibili. Ancora Rubio allarga per Casas, ha davanti a sé l'avversario, serve Giovannetti in profondità che cerca di tornargli sfera, attaccato Giovannetti, poi lotta la riconquista pallina per i polli. Siamo con Casas in possesso di pallina, cerca di farsi vedere a centro area, Giovannetti niente da fare, la sfera recuperata da Casas, persa da Casas, recuperata, ancora Farizza che fa la conclusione, buona l'intervento di Riccardo Gnata. Per Ambrosio che vola dall'altra parte, supera un avversario, cede a ritroso per Rubio, percussione di Rubio, fa fuori tutti. Al momento del tiro gli viene alzata la stecca e c'è il fallo in favore del Forte dei Marmi. Sale a quota 6 il Montebello, siamo praticamente all'altezza del tiro diretto, mi pare una decisione sacrosanta. Sì, il fallo era nettissimo qui, stavo guardando se appunto era stato agganciato oppure no, ma mi sembra infatti che sia stato proprio andato sulla stecca, quindi giustissima la lettura arbitrale. Gli arbitri, ricordiamo, sono il signor Galoppi di Folloni, che è Trevisan della sezione di Viareggio, mentre nel frattempo è di Nicoletti, uno dei, immagino così, la tiro lì a indovinarla Fabrizio, ma immagino sarà uno dei due giocatori che forse a fine partita verranno premiati, è uno forse di quelli che nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa in più dei giocatori del Montebello. Se il risultato è solo sul 3-0 è gran parte merito suo. Intanto va la punizione con Marti Casas, ancora lui dalla distanza, le sta tentando tutte il giovane catalano per ampliare quello che è il suo bottino di gol. Al momento è a quota 10, un po' sotto rispetto alla media dello scorso anno. Quest'anno ha avuto un po' più di sfortuna realizzativa Marti Casas, ma comunque una pedina molto molto importante con la sua velocità e con i suoi guizzi offensivi per il Forte dei Marmi, che ora può ripartire. Intanto è Rubio dirompente, poi ci prova Ambrosio, ma ancora importante la difesa di Nicoletti. Intanto approfittiamo per voler tranquillizzare chi ci segue anche da Montebello sulla situazione Ghirardello. Non è stato portato in ospedale, una forte contusione allo zigomo destro, magari un paio di punti da applicare, ma ha detto che adesso la palla va a colpire al volto Ambrosio. Lo vediamo in panchina Ghirardello, dunque niente di importante. Ovviamente la botta è stata tremenda, ghiaccio ancora per lui e probabilmente ghiaccio anche per Ambrosio, insomma serata sfortunata. Eh sì, non è una gran serata questa per i giocatori. Vediamo Ambrosio che è andato dietro la panchina con la sacca da ghiaccio al volto, non so se l'ha colpito la pallina o fortuitamente l'avversario con la stecca o con la spalla. Comunque al momento vedevo Ambrosio piuttosto anche arrabbiato, forse con un avversario. Comunque è al momento dietro la panchina, è subentrato Cosimo Mattucini in pista, quindi entrambi giovani, le giovani leve, Cosimo Mattucini e Giovannetti in pista per mister Bresciani, poi con Casas e Xavi Rubio che in questo momento ha il possesso della sfera, si ferma, perde per il momento il contatto con la pallina, invece di ripartire dalle retrovie parte da dietro porta con Cosimo Mattucini. Intanto è Cosimo che aspetta il piazzamento dei compagni, c'è il tentativo di prima attenzione e poi è la Giovannetti che è la quarta rete se non vado errato.
Sì, Lorenzo Giovannetti. Sì, è Lorenzo Giovannetti che è andato a segno, gol di rapina il suo nel vero senso della parola, che è andato proprio a raccogliere la corta respinta di Edi Nicoletti quando mancano 22:19 sul cronometro, gol che porta il Forte dei Marmi a quota 4-4-0, un risultato insomma che mette, se non in cassaforte, quantomeno un po' in ghiaccio la partita, meno di un Montebello che non riesca a ritrovare un po' la chiave di questa gara di cui ha perso un po' le redini. Beh, un gran gol di Giovannetti, la sfera è rimbalzata sul portiere, torna nel centro dell'area, allunga ad una mano la stecca e riesce a farla passare sotto il corpo del portiere. Veramente una di quelle reti di rapina degne dei migliori bomber, ma soprattutto degne di un giocatore che ci crede fortemente e è riuscito ad allargare e portare a +4 la formazione rossoblù. È importante questo anche apporto da parte dei più giovani della squadra del Forte dei Marmi, ci sta puntando molto Gicio Bresciani quest'anno, li sta inserendo anche con minutaggi decisamente ampi, ovviamente quando la situazione lo permette. Questa era già una situazione sul 3-0 che poteva permettere l'ingresso di entrambi i giovani, stanno facendo bene, tra l'altro reagendo molto bene al minutaggio che gli sta dando e la fiducia che gli sta dando l'allenatore. Questo colpo, come dicevi tu, a una mano di Giovannetti è proprio segno di un giocatore che quei minuti li vuol far fruttare al massimo. Bene così, bravo Lorenzo Giovannetti, bravo anche Cosimo Mattucini quando entra in pista, forse lui è ancora un po' più usato rispetto a Giovannetti da mister Bresciani. Sono questi insomma un po' anche i giocatori che possono dare anche un po' speranza al movimento, no? per il futuro, Fabrizio. Per il futuro ovviamente sì, anche perché se consideriamo loro due, se consideriamo Maremmani ormai consacrato, se consideriamo il portiere, l'amico Bertozzi che sicuramente è una sicurezza, insomma abbiamo un buon movimento, ma soprattutto possiamo pensare anche a quello che ci stanno dando adesso, insomma i ragazzi in pista consentono grande riposo, al momento c'è un Ambrosio fuori per la botta ricevuta e non ne sentiamo poi più di tanto la mancanza grazie a loro. Risultato di 4-0, adesso il tentativo di filtrante però non riesce per intervento del portiere Nicoletti. Siamo dall'altra parte con Peripolli, il capitano della formazione di Mirko De Cerone, dietro porta, sfera all'indietro per Farizza. Ovviamente mancano 20 primi e 30 secondi, il Forte dei Marmi deve mantenere costantemente l'attenzione sulla gara. Peripolli in possesso di pallina, poi allarga per linee esterne per Galbas, il tiro molto bravo, la stecca Galbas è altissima, l'arbitro dice che si può proseguire. Farizza, Gomez, cerca la percussione Gomez, la mette al centro, Peripolli però non riesce a coordinarsi per la conclusione, la sfera è per mamma mia, per Mattucini che viene toccato al volto in maniera involontaria, dice l'arbitro. Dunque attenzione che adesso è Rubio che porta via sfera, possibilità per Rubio, missile, traversa di Rubio, sfortunato ancora Rubio in possesso di pallina, sfortunatissimo in questa occasione, aveva fatto veramente tutto molto bene. Adesso ci riprova il Forte dei Marmi, Mattucini per ancora Casas che gli ritorna a sfera davanti a sé, Gomez lo supera, poi da all'indietro ancora Casas, il filtrante per Mattucini in area, al momento della conclusione però rinviene su di lui con gran mestiere Galbas che poi rilancia in avanti per Gomez, attaccato Gomez dietro porta per Peripolli. Ricordo anche 6 falli Montebello a quota 4 il Forte dei Marmi. Dunque squadre che pensano a giocare. Adesso c'è il tentativo di alza e schiaccia improbabile da dietro porta da parte di Farizza che manovra nuovamente sfera ritroso da questi a Peripolli. Peripolli cerca un compagno, lo trova in Gomez, Galbas, il tiro allunga la stecca il nostro Riccardo Gnata. Attenzione ancora il
numero 20 Farizza, va alla conclusione, il tentativo di spizzata di Galbas non riesce per l'intervento in uscita del portiere. Giovannetti, benissimo per Mattuccini, poi finisce a terra Giovannetti, sfuma la possibilità della conclusione, ma è ancora il Forte dei Marmi a manovrare con Rubio. Rubio per Casas, esce dalla zona buia, supera un avversario, non il secondo, attenzione, poi subentra Rubio, grandissimo veramente. Stavo guardando un attimo un po' i movimenti, intanto attenzione, Giovannetti ancora al tiro, stavolta gli viene un po' smorzato. Stavo guardando un po' i movimenti dei due giovani, in particolare di Cosimo Mattuccini, non sta lesinando il contatto fisico affatto, prima in attacco con Farisa a spintonate e non si è sottratto dal confronto, poi in fase difensiva contro Paul Galbas, insomma giocatori che nel Montebello sono le punte di diamante. Grande veramente il coraggio di questi ragazzi che senza timore alcuno rispondono alla chiamata di mister Bresciani. Senza ombra di dubbio giocatori importanti. Bresciani poi ha decisamente una mano speciale con i ragazzi, lo ricordano in molti, ancora il Montebello a manovrare, dunque lo ricordano in molti il gran lavoro che riesce a fare con i giovani a livello sia tecnico che dal punto di vista delle motivazioni, e lo stiamo vedendo in pista in questo momento. Farizza in possesso di sfera, allarga fascia destra, cerca un compagno attaccato da Mattuccini, sfera all'indietro per Peripolli. Peripolli si allarga, non trova il varco, appoggia ancora per Farisa, dall'altra parte Gomez che va al tiro e insomma si alza e la smanaccia fuori il nostro Riccardo Ognata. Intanto c'è il time out chiesto dal Montebello e nella panchina del Montebello possiamo vedere Ghirardello a fianco a uno dei suoi dirigenti con il ghiaccio sul viso, ma comunque là seduto tranquillamente al suo posto. Sì, un po' un Highlander. Ghirardello ha rifiutato, appunto, si è rifiutato di andare in ospedale, non voleva lasciare soli i compagni. Spero che anche questo sia anche sintomo del fatto che la cosa era meno grave rispetto a quello che l'intervento dei sanitari e il suo trasporto in barriera ci avevano fatto temere. Lo vediamo dolorante ma presente, importante questo anche per la squadra, insomma un segnale, no, di vicinanza da uno che comunque Mattia Ghirardello, insomma un giocatore che già ha maturato esperienze anche importanti nell'hockey vicentino, nel movimento dell'hockey vicentino, si è imbarcato anche lui con questa, insieme a Mirko De Geroni, in questa avventura con la neopromossa Montebello, che questo campionato, ricordavamo in apertura di telecronaca nel primo tempo, 11 punti, 11°, quartultimo posto, insomma sta lottando e sta giocando tutte le sue carte in chiave salvezza. Chiaro, non sono queste le partite per il Montebello in cui strappare punti ovviamente sulla carta, sono altre, però insomma è una squadra che sta dimostrando combattività anche contro i campioni d'Italia in carica. Senza ombra di dubbio ha avuto anche ottime occasioni, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo forse qualcosa meno, ma nel primo tempo ha avuto anche delle ottime occasioni per passare, cosa che non è riuscita e chiaramente noi ci auguriamo non riesca nel proseguo di questa gara. 16:33, Farizza per Gomez che va alla conclusione, smorzata, sfera che si impenna, Canesso attaccato. Poi c'è però il fallo, dice l'arbitro, da parte di Rubio, il quinto fallo a carico del Forte dei Marmi, a quota 6 il Montebello, perciò ricordo 11 falli in 2 in una partita, insomma poca roba, le squadre pensano a giocare e questo è importante. Sì, partita decisamente poco fallosa, tanto qui altra gran parata di Richignata sul tiro dalla distanza di Juan Farisa, tenta qui da Mattuccini di trovare la spizzata per l'altro giovane Lorenzo Giovannetti, non arriva la pallina, può ripartire il Montebello, ancora però sontuoso qui Jordi Burgaia. Burgaia che adesso ci prova, si era allargato bene Rubio a portargli via l'uomo, ma ancora Giovannetti adesso per il Forte dei Marmi, Giovannetti per Xavi Rubio. Rubio ancora cerca un compagno, si ferma dietro la gabbia di Nicoletti, allarga per Giovannetti, fascia destra per lui, per Rubio, si fa vedere adesso lontanissimo Mattuccini al centro per il tentativo di spizzata di Burgaia, niente da fare, Burgaia ad una mano, addosso a sé Gomez, alla meglio il giocatore del Montebello,
che rilancia per Canesso per il tiro, era Farizza, poi finisce a terra e c'è il sesto fallo a carico del Forte dei Marmi. Dunque 6-6 falli, 4-0 risultato. Nel primo tempo Ambrosio, Maremmani, nel secondo tempo dopo 2 minuti Giovannetti. Al momento questo è quello che paga quando mancano 15-15 alla fine, i falli 6 per parte. Gomez se ne va, poi va alla conclusione ma fa buona guardia il Forte dei Marmi, parte da solo, è solo Burgaia, va là il tiro, poi Nicoletti ha un lampo che gli leva la possibilità della ribattuta. Canesso, tiro sul primo palo, Rubio poi toglie la sfera dalla possibilità della ribattuta. Ancora Burgaia per Giovannetti, per Rubio, per Mattugini, avanza Mattugini, si ferma, c'è che trova Rubio, grande lavoro di Rubio per Burgaia. Rubio ancora al centro, però intercettato da Peripolli, scambio per Canesso, Peripolli ancora, attaccato, sfera all'indietro, Farizza da questi a Galbas, il tiro dritto per dritto, il guantone di Ignata dice no all'avversario. 14-02 con Farizza che torna in avanti, prova dalla media distanza e questa volta il casca è quello di Riccardo Ignata. Sfera poi riconquistata ancora dall'onnipresente Rubio, che in maniera molto intelligente non rilancia velocemente ma va a manovrare all'indietro. Ancora Giovannetti per Mattugini, attaccato Burgaia con eleganza, se la porta via, la scarica ancora per Giovannetti che la mette al centro, il tentativo di deviazione, niente da fare, la sfera ancora per Giovannetti, per Mattugini che prova sul primo palo ad ingannare Nicoletti, non gli riesce. Siamo dall'altra parte con Farizza che litiga con la sfera e lascia un'occasionissima. Adesso è Galbas dietro porta, sfera all'indietro, ancora il giovane Canesso, va alla conclusione, sfera che finisce fuori dallo specchio della porta. Galbas ancora ci prova, colpisce il retro della rete, la sfera che torna all'indietro, ci provano da ogni posizione adesso i giocatori del Montebello con tiri anche improvvisati. Attenzione per i polli, Canesso, interviene Burgaia, porta via sfera, si ferma con calma, esce Giovannetti, autore di una prova importante in questo secondo tempo, premiata anche dalla rete. Rubio per Burgaia, Mattugini per Rubio che supera l'avversario, si allarga, poi arriva dietro la gabbia, messo giù, l'arbitro dice che c'è il settimo fallo a carico del Montebello quando viene chiamato il time out da Gigio Bresciani. Dicevo dunque 4-0 risultato, 7 falli per il Montebello, a quota 6 il Forte dei Marmi e c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani e vediamo un nuovo cambio, è entrato anche Maremmani al posto di Xavi Rubio. Beh, una partita che adesso si sta instradando su binari molto comodi per il Forte dei Marmi. Montebello, al di là di Farizza, sembra aver perso un po' le batterie che per tutto il primo tempo, come ricordavi anche tu Fabrizio, avevano portato anche a impensierire, specialmente in quel quasi quarto d'ora in cui il risultato si è mantenuto sullo 0-0. Il Forte dei Marmi invece adesso è l'unico che sembra veramente combattere, reggere ancora lo stendardo dei vicentini è il galiziano Juan Farizza, anche insomma, forte della sua esperienza e della sua prestanza anche fisica, insomma, un giocatore al di là dell'apporto difensivo è dotato di un grandissimo tiro. Però ecco, non impossibile da disinnescare per una difesa attenta come quella che sta dimostrando il Forte dei Marmi. Uscito ora Giovannetti, tantissimi minuti giocati in pista per lui, tanti anche quelli concessi a Cosimo Mattugini. Evidentemente Bresciani si sente, e il risultato parla chiaro, insomma, al sicuro del poter schierare anche le forze più giovani. Ancora riposo per Ambrosio invece, in effetti pare inutile insomma schierare un po' le punte di diamante. Ambrosio è autore di una doppietta, ricordiamo rapidamente i marcatori. Nel primo tempo
tempo, doppietta di Ambrosio nell'arco di 30 secondi, poi sul finire del primo tempo Maremmani e proprio nel secondo tempo proprio Giovannetti con quella zampata vincente e di rapina portato il Forte sul 4-0, un risultato molto molto comodo che quasi replica quel 5-0 dell'andata, dove invece si iniziò a giocare sul velluto dopo pochissimi veramente secondi. Invece qui si continua a lottare nonostante il risultato, con il Forte che può portarsi in avanti con Burgaia. Maremmani sulla sinistra, alza lo sguardo, cerca di nuovo il capitano dalla distanza, Motaran, Burgaia potrebbe anche tentare il tiro, invece va ancora nelle retrovie da Maremmani. Ancora capitano Motaran nel cerchio di centropista, cambia, ci prova adesso, buono il tiro ma buona la risposta del portiere Nicoletti. La sfera è per il Montebello che va a manovrare con Farisa che cambia su Canesso, ancora Farisa, Galbas, Farisa ancora, attaccato da Motaran, resiste il galiziano, poi cerca di andarsene in dribbling ma è costretto a dare nuovamente sfera all'indietro. Il tentativo murato da Maremmani, reimposta su Jordi Burgaia, Burgaia ancora, arriva fino a fine pista, attaccato molto bene questa volta da Galbas, lottano i due, alla meglio il giocatore in bianco-rosso che se ne va, cerca un compagno che non trova, dietro porta, poi finisce a terra Canesso, no era per i polli scusate, l'arbitro dice che si può proseguire ancora una volta. Motaran in possesso di pallina, Burgaia per Mattugini, dall'altra parte Motaran supera il primo avversario Farisa nello specifico, poi costretto a tornare sui propri passi da questi a Burgaia. Burgaia ancora, grande lavoro, poi ci prova Mattugini su una sfera che era rimasta lì, ma ancora ben piazzato il portiere Nicoletti. Galbas ci prova dalla lunga distanza con Motaran che rilancia dall'altra parte, lungo sponda per Maremmani, percussione velocissima di Maremmani, arriva fino nei pressi di Nicoletti, si ferma, attaccato da un avversario, lo supera in giravolta, da sfera all'indietro, Motaran si è costretto a manovrare ancora per linee esterne, Maremmani esce dalla zona buia, cambia per Burgaia, Mattugini ancora, Motaran per Burgaia, punta l'avversario, la mette al centro, sfortunato nell'occasione la conclusione di Motaran, la sfera recuperata da Farisa per i suoi. Farisa veramente incredibile quello che è riuscito a dare a questa squadra questa sera, nonostante il risultato. Va a prendersi il turno di riposo. Tanto Farisa esce, torna in pista, l'arbitro fischia i 5 secondi, fuori anche Mattucini che è stato in pista praticamente dall'inizio del secondo tempo, entra nuovamente sul rettangolo di gioco Ambrosio, 8,54 alla fine, 7 falli Montebello a quota 6 il Forte dei Marmi. Vediamo adesso quello che sarà lo sviluppo. Motaran, Maremmani, Ambrosio e Burgaia. Maremmani ancora, la mette al centro al momento del tiro, Ambrosio è disturbato da Galbas, dunque non riesce a concludere in maniera pulita. Burgaia ancora per Maremmani, cerca un compagno, lo trova in Ambrosio che supera un avversario, poi è costretto a uscire. Maremmani ancora, finta il tiro, dietro porta, cerca di metterla al centro, ma c'è Farisa che fa ottima guardia, veramente un polmone, una stecca importantissima per Mirko De Cerone. Ancora la sfera all'indietro a Farisa, si spazientisce De Cerone, è già un po' che vorrebbe dare il cambio a Farisa, tutte le volte sembra che i suoi giocatori la facciano apposta a tirargli sfera addosso. Viene fatta in questo momento, Gomez in possesso di pallina per il tentativo dalla lunga distanza di Canesso, niente da fare, la sfera recuperata da Motaran, rilanciata per Burgaia, fascia sinistra per lui, due avversari, si accentra, va alla conclusione, passa alta sopra la traversa e c'è la sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Montebello.
che al momento è sotto di 4 reti sulla pista del Forte dei Marmi. È chiaro che in questo momento, questa fase finale della partita, anche il Forte può concedersi un po' più di tentativi personali come quello di Burgaia, come abbiamo visto quelle prima di Ambrosio. Ovviamente adesso ogni giocatore cerca di tirare un po' l'acqua anche al suo mulino, di divertirsi un po' di più sul 4-0 a 7 minuti e 35, se lo può permettere, ovviamente salvo una remontata ci sembra abbastanza incredibile del Montebello, ma nell'hockey sappiamo bene tutto è possibile. Ambrosio intanto ci prova proprio dalla punizione come già nel primo tempo, anche stavolta Edi Nicoletti fa buona guardia sul primo palo. Montebello che tenta l'azione con il numero 5 Galbas, fa buona guardia dall'altra parte Richignata, quindi siamo già sull'altro fronte con Maremmani, si gira, trova Ambrosio, Burgaia. Stavolta prova a ragionare anche in velocità il Forte. Ambrosio ancora su Burgaia, sulla destra, prova ad involarsi, cerca di superare un avversario, poi paradossalmente gli fa quasi l'ostacolo Ambrosio, quindi può ripartire il Montebello. C'è la rete sul rovesciamento di fronte, il tiro colpisce il palo, colpisce la schiena di Riccardo Gnata e si insacca alle spalle dell'incolpevole portiere che era riuscito a fermare la prima conclusione. Di fatto è Galbas che fa il gol della bandiera per il Montebello quando mancano 7 minuti alla fine. Dunque 4-1 il risultato, con Galbas che va a segnare. Sì, gol comunque meritato quello di Paul Galbas, ci aveva tentato veramente in tutti i modi sia lui che Farizza, insomma avevano tentato spesso queste conclusioni, ovviamente gol fortuito, ci dispiace per Richignata, avrebbe potuto chiudere e festeggiare il Natale con una partita da imbattuto, invece questo gol gli rovina un po' la media. Chiaramente lì ci poteva fare ben poco, la pallina gli è sbattuta sulla schiena, non è riuscito a metterci il guantone proprio sulla linea di porta, la pallina è carambolata al di là, quindi 4-1, gol della bandiera del Montebello realizzato quando mancano 6 minuti e 30 secondi, nel frattempo pallina che torna proprio sulle stecche dei vicentini che cercano di salvare un po' l'onore, di farlo un po' sudare in questo finale di partita. Andiamo anche, Fabrizio, se sei d'accordo, a guardare anche quello che succede nelle altre piste, dove tra le altre cose il Follonica aveva giocato oggi contro il Correggio alle 18 5-2, ha vinto la squadra di Enrico Mariotti, ma stasera giocavano e sono già terminate perché iniziavano alle 20:45 Breganze e Scandiano, partita che è rocambolesca a vedere dal risultato. I vicentini sono imposti per 6-5 sulla squadra di uno dei grandi ex Fortemarmini che è Roberto Crudeli. Poi Valdagno Monza finita 4-2 per la squadra di Juan Oviedo. Trissino Sarzana al momento ancora in corso con il Trissino in vantaggio di misura 3-2 sul Sarzana che in realtà all'inizio era in vantaggio. Lodi ampiamente sul Sandrigo 11-3. CGC Bassano invece 3-3 per il momento, anche questa partita è iniziata alle 21 proprio come questa a cui stiamo assistendo. Forte dei Marmi Montebello vede il Forte avanti per 4-1, vedete la doppietta di Ambrosio, poi il gol di Maremmani che vediamo ora in postare l'azione e infine la zampata di Giovannetti. Bene, dunque 5:41 manca qua alla pista del Paloche di Forte dei Marmi. Intanto c'è l'ottavo fallo fischiato a Forte dei Marmi, il fallo di Ambrosio che si interpone fra giocatori e pallina in maniera fallosa, dice l'arbitro. Dunque il risultato di 4-1, rimane a terra Canesso, si deve alzare adesso, lo fa, dava vicino a lui un compagno, si sono scontrati con il nostro Ambrosio, c'è il time out, dunque entrano in sanitaria anche per lui, insomma una botta al petto probabilmente. È stata una partita sfortunata da questo punto di vista, fra palline che sono rimbalzate in maniera strana e tutto quello che potrebbe essere successo. Dunque il Forte dei Marmi riprenderà con 8 falli a quota 7 il Montebello e intanto il time out a terra Canesso, vediamo i sanitari su di lui.
Eh sì, partita veramente sfortunata questa per i giocatori in pista, a terra anche appunto un altro giocatore del Montebello, come ricordavi tu, il numero 14 Elia Canesso. Vediamo toccarsi il petto, riesce però a rialzarsi sulle proprie gambe, dovrà obbligatoriamente uscire dalla pista, quindi non sarà nel quintetto quando riprenderemo il gioco al termine di questo time out, ma fortunatamente insomma le sue condizioni non ci sembrano gravi quanto quelle che di Mattia Ghirardello. Ci aveva fatto preoccupare il numero 6 del Montebello, che invece vedete là in panchina insieme a Mirko De Cerone, con il ghiaccio si tampona lo zigomo destro dove gli è arrivata questa forte pallinata, però niente di eccezionalmente grave, o quantomeno così speriamo noi dalla nostra postazione. Sicuramente non si è reso necessario il suo trasporto in ospedale. Possiamo comunque ripartire, squadre di nuovo in pista, Forte dei Marmi con Motaran, Maremmani, Marti Casas e Federico Ambrosio in pista, e ovviamente Gnata tra i pali. Il Montebello con Eddie Nicoletti, Juan Farisa che è rientrato, veramente polmone d'acciaio Juan Farisa, il galiziano, espertissimo giocatore del Montebello agli ordini di Mirko De Cerone. Insieme a lui Tirso Gomez, poi il numero 8 il capitano Peripolli, e infine il numero 5 Paul Galbassa, l'autore dell'unica per il momento rete vicentina, mentre arriva il cartellino blu, primo di questo incontro, a Federico Ambrosio per uno scontro violento proprio contro Tirso Gomez. Cartellino blu che dunque concederà il tiro diretto al Montebello, su cui si è già appropinquato, diciamo così, Juan Farisa. Dunque Farisa ha la possibilità di accorciare ulteriormente per i suoi quando mancano 5:13. Non è che c'è da scherzarci più di tanto, perché insomma sono cose già viste. Vediamo adesso se riuscirà Riccardo Gnata a stregare Farisa. Più che bene ci riesce. Dunque giocata male ma parata bene dal nostro, e adesso il Forte dei Marmi è in inferiorità numerica. Sì, power play concesso al Montebello, come dicevi tu non c'è da scherzarci, io l'avevo già detto anche prima, insomma è vero che 4-0 è un risultato comodo. Intanto attenzione, Motaran aveva un'autostrada davanti a Eddie Nicoletti, la spara altissimo il capitano del Forte, che ha preferito il tiro di prima intenzione anziché tentare di addomesticare un po' questo assist del compagno. Dunque nulla di fatto per il Forte, che poteva allungare. 4-1 comunque risultato, vantaggio comodo ma da mantenere, perché comunque 4 minuti e 30 nell'hockey sono un'enormità. Abbiamo visto proprio su questa pista risultati ancora più incredibili recuperati. Allora Motaran prova assist lunghissimo e anche potente per Marti Casas, che però arriva a destinazione. Poi in realtà ad avere la meglio nel contrasto è Tirso Gomez. Può dunque ripartire in superiorità numerica ancora per un minuto il Montebello. Farisa allarga per Galbas, da questi a Farisa ancora, autore del tiro parato dal nostro Gnata, il tiro diretto. Ancora Gomez per Farisa. Farisa cerca la percussione, va al tiro ma passa abbondantemente al lato. Poi è Motaran con gran mestiere, la porta via, attaccato, subentra Maremmani, dietro porta Maremmani, si ferma, poi la spara lunghissima che diventa un assist per Casas in area di rigore, ci prova, spalla alla porta, veramente incredibile, tocca il palo. Sfortunatissimo il Forte dei Marmi, che si è reso pericolosissimo per 2 volte da quando è in inferiorità numerica, che finirà esattamente fra 4 secondi. Già pronto Mattucini, finisce in questo momento, adesso testa sul gioco, ma veramente un'inferiorità giocata benissimo dai rossoblu di Gigio Bresciani. Tanto il tiro passa al lato, sfera recuperata da Galbas, attaccato da Maremmani. C'è il fallo di Maremmani con il pattino, dunque la punizione quando mancano 2:51, 4-1 il risultato che il Forte dei Marmi è riuscito a tenere anche in inferiorità numerica, anzi si è reso pericolosissimo. Maremmani si ferma, chiede cervello il nostro Gigio Bresciani, sfera per Mattucini, alla balaustra, attaccato, entra in area, poi non riesce
nell'ultimo passaggio. Attenzione per i Polli e Casas, la sfera è però per Galbas. 2:21, Galbas ancora al tiro, non ha difficoltà il nostro Riccardo Ognata. La sfera per Mattugini, fra due avversari si ferma, all'indietro Maremmani in profondità per Casas, c'è però l'anticipo dell'avversario, ancora Gomez, la sfera all'indietro, Farisa, cerchio di centropista per lui, 1:55, ancora Tirso Gomez per i Polli. Farisa, manovra per linee esterne, cerca la mattonella per la conclusione, la mette al centro, grande Maremmani che smorza, Casas che se ne va. Per Maremmani al momento del controllo è però attaccato da dietro, l'arbitro dice che si può proseguire. 1:26 alla fine con per i Polli in possesso di sfera. La pallina all'indietro, Galbas, il blocco, Galbas al tiro, sfera che si impenna per la murata di Motaran. Maremmani che recupera la pallina, la porta avanti per suoi quando mancano 60 secondi alla fine, 62 per l'esattezza. Eccoci, adesso si corre sul cronometro dei decimi, ancora il Forte dei Marmi con Casas in profondità, Mattugini attaccato, resiste, serve Maremmani per Mattugini ancora, Mattugini fra due avversari, poi fa tutto da sé, è costretto ad uscirne per Casas, il passaggio per Motaran, sfera che si allunga, attenzione Farizza, il tiro di Farizza al lato, arriva ma Capitan Motaran ad impedire la ribattuta, ancora per Motaran la sfera di Mattugini. 10 secondi si avvicinano, dunque 10 secondi alla fine con Capitan Motaran in possesso di sfera. 7, 5, 4, 3, ci prova, sfera che si impenna, punizione in favore del Forte Marmi a 1 secondo e 9 decimi. Dunque non c'è neanche la possibilità del tiro, dunque il Forte Marmi si aggiudica questi 3 punti, i primi del girone di ritorno, dunque punti importanti. Sì, punti importanti soprattutto nell'ottica, tanto è finita adesso la partita, nell'ottica di una rincorsa al Lodi che sulla carta insomma dominerà questo girone di ritorno, o quantomeno preannuncia di dominare questo girone di ritorno. Può festeggiare il Natale con il sorriso il Forte dei Marmi, quinta vittoria consecutiva in campionato, quindi primo filotto positivo di quest'anno della squadra di Pierluigi Bresciani. Ci rivediamo a questo punto, Fabrizio, a gennaio con un girone di ritorno molto molto intenso che vedrà soprattutto a febbraio il Forte impegnato sia in campo nazionale, gennaio-febbraio in realtà, sia in campo nazionale che in campo europeo, insomma impegni veramente importanti e onerosi. Ricordiamo appunto che campo europeo, sebbene il cammino sia molto pregiudicato, ci sono ancora delle carte da giocare, c'è per esempio appunto la gara di ritorno contro Oliverenza a gennaio, c'è il Liceo La Corugna a febbraio, e in più poi tra fine febbraio e inizio marzo la Coppa Italia, dove il Forte dei Marmi affronterà i quarti di finale il Sarzana. Senza ombra di dubbio dunque sarà un periodo importante. Intanto appare sul maxi schermo qui al Palaocchi di Forte dei Marmi lo sponsor di questo oramai importante votazione. Il top player delle due squadre è la Vetizia, la birra prodotta nel cuore della Versilia e precisamente a Seravezza. Vediamo intanto il presidente Piero Tosi ha detto alla premiazione, aspettiamo quelli che saranno i due nomi che andranno a vincere questo magnum di birra speciale della Vetizia VNE di Seravezza. Pronto intanto a centropista, se non vado errato è Galbas quello che viene premiato per il Montebello. Questa almeno è la mia immaginazione, perché ancora non abbiamo avuto, eccolo là, lo vediamo vicino al presidente. Mentre invece per quanto riguarda il Forte dei Marmi è Ambrosio
che va a conquistarsi con la doppietta personale il trofeo. Dunque top player della partita sono Galbas da una parte e Ambrosio dall'altra. Li vediamo adesso al cerchio di centrovista per la foto di rito. Il nostro grazie naturalmente va ai nostri ragazzi, a quanti hanno avuto la voglia di ascoltarci, ai nostri sponsor, nello specifico in questa occasione alla Vetizia, la birra dei campioni. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, io vi auguro di poter passare un sereno Natale e un buon fine anno. Ci rivediamo da gennaio sulle piste d'Italia. Ovviamente il Forte dei Marmi in questo 2020 debutterà sulla pista di Bassano, dunque in trasferta. Da parte di Fabrizio Ercolini, grazie a Gabriele Buffoni. Sì, grazie a te Fabrizio, grazie a tutti i telespettatori, anche io rinnovo gli auguri di un sereno Natale e a questo punto ci vediamo a gennaio.